Euroregione News. Elisa Caracciò stravince Carrie and the Same. Dal Medio Friuli un personaggio che con umiltà, passione e dedizione riesce a far valorizzare il suo lavoro. Elisa Caracciò, ovvero Carrie and the Same, vincitori a Trieste per artisti in vetrina nella categoria brani inediti e come miglior brano assoluto. Finalmente è riconosciuto che ho scritto un pezzo che vale. Qualcuno mi ha detto che quello che scrivo vale. E questo, insomma, vale, penso che valga di più del denaro, insomma. E poi quel disco appeso in salotto, finalmente, sì. Ci sta bene, devo dire, ci sta molto bene. Ho guardato lo specchio, quindi ho guardato me stessa e mi sono detta: alla fine è un materasso da girare. Ed è vero. E il futuro è continuare a suonare con i Carrie and the Same, continuare a fare serate, continuare a scrivere. E adesso siamo in preparazione del prossimo brano che parteciperà a Percotto Canta, avanti con i concorsi, avanti con le serate, e sperando insomma di riuscire sempre a fare qualcosa di bello e che piaccia al pubblico. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.